Sicché tutto sommato dal 48 al 56, ecco, lui corre. A San Martino dei Lubri, mi pare, Gino Froreto mi ha portato con una Gino Froreto, con una piccola moto Guzzi, come si chiama? È Guzzino piccolo. Comunque soldi non te ne davano, forse no, era gloria, sempre pregio, per pregio. Pregio. Come si dice? Per inglese pregio, per onore. Per onore. Poi naturalmente neanche da mangiare forse vi davano qualcosa. No. Neanche. No, perché corri non puoi mangiare. Dai. Dopo quando arrivavi ti davano una bevanda calda perché fa sempre freddo. Famoso, era sempre brûlé. Dopo brûlé va bene. Ecco, questo era lo sport degli anni. Quei tempi. Degli anni post bellici, ecco. Bene, arriva il 56 e tu decidi di partire alla terra straniera. Naturalmente decidi, la madre come reagì quando tu hai manifestato l'intenzione di partire? La Rachele, tua madre? Ha detto mia madre, dice, stai attento perché dice vai molto lontano, ma c'è anche tua figlia là, io vado da tua figlia. Lei si è un po' pacificato perché andavo da vicino a mia sorella, però sono stato poco tempo, io ho dovuto imparare come si fa a vivere da soli e dopo l'avevo camminato spasso fuori, però loro non sapevano mai cosa io facevo. Praticamente nel 1961 è stato presto a venire là, a quel momento ho trovato un lavoro di lavorare in galleria sottoterra a Nord Quisao, abbiamo fatto una centrale elettrica, quella lì ha crollato. Nel 1961 ha crollato la montagna e ha chiuso le due bocche. Eravamo io e 8 persone dentro. Siamo stati dei 4 giorni seppelliti dentro. Mangiare veniva sì dentro. Sai che prima di forare c'è delle macchine che vanno avanti per analizzare la roccia e da là buttavano giù del cibo, ma non si vedeva. E non si vedevamo da qui lì perché sottoterra è proprio tenebre. Sui buchi dei sondaggi, attraverso i buchi dei sondaggi, Derivava. dei sondaggi. Ma questo succede nel 61, poi nel 61. Ti salvano. Sì, hanno aperto, si sentivano i rumori venire avanti delle macchine io sono venuto fuori mi hanno tirato fuori il 24 di dicembre. Era le 9:15 di sera e mio padre era per morire e ci ha detto a mia sorella che era là che lo assistiva e lui ha detto a mia sorella, ha dato 2 pugni nel muro, secondo dice cosa fai, vieni fuori da là e poi è morto. Come ha fatto a sapere? Da lontano i genitori hanno... No, io non ci ho mai detto che lavoravo in galleria. Mia sorella ha detto, sai che lui sapeva, il signore che ha dato, non so come. Secondo dice, cosa fai? Vieni fuori da là. 2 pugni, poi è morto. Poi è morto. Bello anche questo ricordo. Però abbiamo saltato invece il grande fatto della Olimpiade. Ecco. Ritorniamo allora, il racconto hai fatto del viaggio, quando sei arrivato ad Adelaide, poi Sydney, eccetera. Il famoso novembre era quando che ho preso il telegramma, anzi prima di novembre. È dato il telegramma. Scusa, dico l'anno perché altrimenti poi non si capisce. Ecco, allora ritorniamo all'arrivo con la nave, con piroscafo erano, Sorrento. Nave Sorrento. La nave Sorrento. Arriva, dunque, era partito il 2 giugno del 56. In principio così. Arriva poi dopo 38 giorni. 38 giorni mi fermò a Sydney. Con i vari scali, eccetera, no? Suez, poi... a Colombo, che oggi si chiama Sri Lanka, ecco, e poi giù fino ad arrivare in Australia. Bene, allora
quando tu sei già al lavoro, lavoravi in un macello? Lavoravi su una fattoria della carne, dicono, dove le che esportavano carne, uccidevano le mandavano tutta la carne e veniva in Inghilterra, carne di prima classe. Però io non lavoravo, io lavoravo per le estensioni come come lavoro di muratore, roba del genere. E da là, quando mi è arrivato il telegramma in mano a mio cognato, e mio cognato mi dà una telefonata, guarda che c'è un telegramma, andare a Melbourne per le Olimpiadi, per rappresentare l'Italia. Ma scherzi? Sì, dice. E ho detto, come faccio? Perché dove che abita mio cognato? Scusa, il telegramma era arrivato a chi? A mio cognato, perché l'indirizzo, ho capito. L'indirizzo del mio fisso indirizzo era sempre da mia sorella e mio cognato, perché mi spostavo. E dove allora? A Stentop, sempre nella zona dove a parte diremo comandato da Bortolozzi, da questo telegramma, va in treno a Melbourne, partendo da Stentop allora. No, sempre del paese, non ho neanche visto io Stentop, mi hanno portato il telegramma da Stentop dove lavoravo. E come si chiama quella fattoria? Il paese? Volangara. Bene. Dove lavoravo era un paese. Benissimo. Era ai confini dei due stati, uno è Queensland e l'altro è New South Wales. Bene. Che fa parte di Sydney. Allora tu parti, ma secondo te, ma perché ti ha convocato così Bortolozzi? Perché c'era stato il canale di Suez nel frattempo, era stato chiuso e bloccato, per cui tante rappresentanze di atleti che provenivano dall'Europa non poterono arrivare perché era chiuso il canale di Suez. Dove andavano le navi? Fare il giro dovevano impiegare un altro mese, non c'era tempo. No. E allora? Lui sapeva che io, ma me l'aveva detto, guarda se te vai in Australia forse ti faccio correre in Australia, ti faccio andare alle Olimpiadi. Allora non so se mi trovo perché io l'Australia è grande, è stato professore. Non preoccupate, te lasci l'indirizzo dove te vai, infatti ci ho lasciato l'indirizzo di mia sorella e il telegramma è andato da mia sorella o mio cognato. Dopo loro non hanno potuto darlo, perché anche lui quei tempi, mio cognato, non era capace di guidare la macchina, tutto è sempre per piacere da uno. Ma io vedrai che riuscirò a trovare quel telegramma. No. Da tua sorella. Tua sorella avrà messo via il telegramma? No, scherzavo. Va bene. Allora arriva nella... No, perché dopo il telegramma è venuto in mano mia, ti ho detto che un abruzzese è andato a Stento per la spesa e tu l'hai perso. E io non l'ho più perso, l'ho perso. Peccato. Praticamente non ha nessun segno lui per dimostrare che è andato, ma però è riscritto e c'è stato sicuramente nell'albo originale della Olimpiade, ci sarà senz'altro. Dunque, arrivi nella città di Melbourne. Sì. E a chi ti presenti? No, ma come io arrivai a Melbourne, là in Melbourne c'è tanti italiani, tanti italiani, e ho domandato dove si trova il stadio, perché mi avevano detto che fianco al stadio il gruppo di italiani erano a 500 metri dall'imbocco del stadio, avevano preso una casa, non so, avevano preso un'aula, mi ricordo era un affare così, sembrava una scuola e si dormivano tutti là. Io sono stato molto popolo perché quando sono arrivato al secondo, al terzo giorno sono andato in pista. In pratica, perché l'ultima corsa si può dire delle Olimpiadi è sempre la maratona e dopo si finisce. Difatti ho fatto la corsa, finito. Non ho salutato nemmeno nessuno e sono venuto a casa, ero preoccupato per lavoro come sono arrivato non esisteva, non c'era più, mi ha detto il capo, il padrone, e io il giorno dietro ho trovato un altro lavoro, non c'era problema. Diciamo licenziato anche perché era scappato senza dire nulla, questo
lì non è che perdonano tanto facilmente, ecco. Non c'era lavoro, oppure perché se n'era andato senza avvertire e il padrone lo ha licenziato, e il giorno dopo trovò un altro lavoro che non mi ricordo più in che... Era un lavoro, era un contratto di lavoro, perché per tagliare la carne è un lavoro barbaro, ma anche non è tanto facile di prenderlo, perché qui ai tempi tutti sti emigranti spagnoli, italiani e altra gente che veniva dall'Europa, il taglio della carne era per soldi bene. Il taglio della canna. Oh yes, tanti soldi che andavano. Ma era un lavoro pesante e pericoloso. Beh, e io ero arrivato nel momento di novembre, perché novembre, dicembre, gennaio, dopo si ferma, era quasi... Sono andato dentro perché un altro operaio che era dentro sulla squadra si è fatto male. Allora mi hanno pigliato per andare dentro a fare il taglio. Sì. Perché la cerimonia delle Olimpiadi viene il 22 novembre, mi hai detto? Sì, a ottobre, era di 8 dell'altro mese, mi pare, è stata chiusa, no? No, te l'ho scritto. Chiusa il 22 novembre. La fine delle Olimpiadi. Ecco, benissimo. Sicché tu abbiamo detto se avevo bisogno delle scarpe, no, io ce le avevo portate, mi si era sì scarpe, ma non mi affidavo. Mi sembrava che le scarpe che avevo mi ha dato mio cognato. Andavano bene, erano un po' grandette, ma abbiamo messi su via. E dopo da quella volta ho cominciato Ma eravate la casa degli italiani, eravate diversi loro italiani? Non tanti, ma eravamo insomma uno che c'era gente, c'era quasi, c'era quelli che facevano i 100 metri, c'era quelli che facevano i 200, 300. Tutti i partecipanti delle Olimpiadi. E anche le donne. Ecco. 3. Ma lì alla maratona eri solo tu che partecipavi? Sì. Come italiano? Nessuno. Ecco, questo è importante. Non era nessun altro, era un altro che non so se era Malerba. Malerba? Non so se era Malerba dentro, mi sembra che sia stato Malerba dentro. Un altro grande che fosse arrivato prima di me, un po' prima. Il famoso Malerba che era del milanese E viene di Coin di Mestre. Ah, da Coin Mestre. Correva col Coin Mestre, però lui era un milanese, mi pare. Puoi dire sì. No, perché lui, anzi l'ho nominato 4 settimane fa qui a Coin, quando sono andato a comprare un paio di pantaloni, credo che ancora è in gamba lui, non è morto. Davvero? Ma non so nel preciso. È un altro grande Malerba. Era un grande atleta, madonna, era tremendo. Ecco. E correvi nei sobborghi di Melbourne, di Melbourne, con la maglietta italiana. Con la maglia italiana, però aveva le strisciette bianche, rosse e verde così, che dava sui cieli della canottiera. E là, non so, è venuto fuori, era razzismo quei tempi in Adelaide, in Australia, in Melbourne. Veniva via di Sassi, non so se mi hanno preso per un ungherese o se non mi hanno preso per un italiano, perché la bandiera di tutte e due nazioni, la nostra è verticale e gli ungheresi è orizzontale. Non so se mi hanno preso per ungherese o per italiano, ma però Sassi veniva da solo. Hai preso sassi? Venivano sassi da destra e da sinistra? Qui spettatori che basta acqua, buttavano di tutto. Era freddo anche quel giorno. Beh, freddo non era un giorno gradevole via. Tu sei arrivato, mi pare, 22esimo. 22esimo. Ecco. E il primo è stato un francese? Un francese, il secondo era uno slavo? Jugoslavo, il terzo finlandese. E loro costano, mi pare, in 2 ore e 22 minuti. No, 27 non pare, 25, 26, 20. Ognuno aveva un minuto di distanza 25, da uno all'altro. 26, 27, 2 ore. 2 ore e 20. Ma io ero di dietro mezz'ora, anche più. Beh, comunque è importante. Era di più di mezz'ora. Importante che hai partecipato. Sì, ma non so cosa.